Allora, in linea dallo stadio di baseball di Rimini, seconda gara tra la capolista e la seconda del girone C, Serie B. Parte alta del primo inning, conto pieno e va a K il lead-off Alessandro Beccari. La prima partita si è conclusa col punteggio di 6-4 per l'Agno Rimini, pertanto l'Agno Rimini rimane ancora saldamente al comando con 3 vittorie di differenza sugli ospiti del Falcons Torre Pedrera. Nel box di battuta Luca Magnani, secondo della la lista di battuta, lascia passare il primo strike. Luca Magnani batte il secondo che raccoglie l'interbase e arriva a salvo, valida dunque, valida. Una battuta rimbalzante che è arrivata lentamente, anche aggredita dall'interbase, e comunque non c'è stato il tempo per raccogliere ed assistere. Non ho capito io. Se è un messaggio in codice non lo so. Allora, un out, corridore sul cuscino di prima, pick off, salvo per un attimo. Primo lancio, uno strike sul terzo, DH Simone, il terzo di battuta, Simone Ioli, oggi autore di 4 su 4 e il quinto arrivo in base con un colpito, altro pick off, salvo Luca Magnani sul cuscino di prima. E sul lancio praticamente base rubata dal Luca Magnani, lancio un ball e uno strike. Sul lancio ball un altro lancio ball, palla alta, palla girata in foul sulla rete di sopra al dugout del Rimini a destra, 2 ball, 2 strike.
Tentativo di pick-off, ancora salvo Luca Magnani. Palla battuta in foul, profonda battuta. 2 ball, 2 strike. Ottima attitudine al contatto per il DH Simone Ioli. Dicevamo nella prima partita del pomeriggio, 4 valide e l'ultimo turno colpito. Due ball, 2 strike, tempo chiesto da Ioli. Ancora pick-off in seconda, nulla di fatto. Bella curva, l'arbitro la vede interna, dunque terzo ball, conto pieno. E va K looking, K girato. Due out, sempre corridore in seconda. Nel box di battuta il prima base Stefano Albini, casacca 34, quarto nella lista di battuta. Batte un alto campanile, preda dell'Interbase, F6, termina il primo inning, la parte alta con il punteggio di 0. Noi andiamo in pubblicità. Ancora.
Di nuovo in linea dal campo sportivo comunale di Rimini di baseball, parte bassa del primo inning, derby cittadino tra New Rimini e Falcons, CSA Falcons Torre Vedrera, parte bassa del primo inning, campionato di Serie B, quarta giornata di ritorno del Serie B Girone C. Nel box di battuta Perazzini Enrico, lead-off. Lanciatore invece è Muccini Tommaso e ricevuto dal Alex Lonzi. Primo lancio è un... me lo sono perso. È un ball, primo lancio. Secondo lancio ancora ball. Lancio interno. Terzo lancio strike, 2 ball e 1 strike, il conto su Enrico Perazzini. Allora erano 2 strike, era 2 strike e un ball segnati male. Va a K, Perazzini Enrico. K guardato. Nel box di battuta Canuti Thomas, poi a seguire Andrea Gabrielli, terzo Davide Bonemei, Tommaso Signorile, Iuri Cortesi, Jacopo Tombari, Manuel Balducci, Tommaso Montanari e poi vi do la disposizione in campo. Batti subito, valido Montanari, il primo lancio, fa una valida sulla mano sinistra del terza base, raccoglie l'esterno, prima valida anche per il Rimini. Nel box di battuta adesso Andrea Gabrielli, autore di un triplo da 2 punti, 2 RBI nella partita del pomeriggio. Lascia passare il primo lancio che è uno strike, comunque dei lanci, quelli di Tommaso Muccini, carichi di effetto. Foul ball, batti e corri, era Re Gabrielli, chiaramente è andato a girare la mazza, così aveva chiamato il manager Zucconi, Gilberto Zucconi, che suggerisce dalla terza, mentre il suggeritore di prima Andrea Evangelisti. Batte verso l'interbase per un doppio gioco, battuta in doppio gioco, dunque 6, 4, 3. Termina il primo inning sul punteggio di 0-0. Vi do la disposizione in difesa della New Rimini. Aiello è il lanciatore partente, viene ricevuto da Jacopo Tombari con il numero 15. Prima base è Tommaso Signorile, seconda base Enrico Perazzini, interbase Iuri Cortesi, terza base Manuel Balducci, esterno sinistro Andrea Gabrielli, esterno centro Tommaso Montanari e esterno destro Thomas Canuti.
Battitore designato è Davide Bonemei. Scaldamento e poi l'arbitro darà avvio al secondo inning, parte alta del secondo inning. Nel box di battuta a breve si presenterà Alessandro Mazzone, numero 37 di casacca, terza base dei Falcons. Pronto l'arbitro a dare l'avvio al gioco. Primo lancio, l'arbitro chiama ball, bel lancio nella parte bassa, forse troppo esterno per l'arbitro di Casabase, Luis Salazar. Secondo lancio strike, assistito sulle basi da Cristian Zannoni. Dunque un ball e uno strike, il conto su Alessandro Mazzone. Lancio pazzo, secondo ball. Due ball e uno strike. Palla girata in foul, si carica del secondo strike, 2-2 il conto. Mazzone Alessandro, il quinto battitore nella lista, nel line-up del battuta. Praticamente un'incertezza tra l'interbase e il seconda base e arriva comunque a considerarsi una valida. Il classico rospo, come viene detto nel baseball. Dunque, seconda valida per i Falcons. Nel box di battuta Matteo Giovannelli. Una palla che prende un effetto strano, un campanile basso. Proprio dietro le spalle del pitcher, corrono contemporaneamente. Bunt, foul. Foul ball. Uno strike su Matteo Giovannelli. Tentato subito il bunt. Probabilmente bunt chiamato dal manager Lucena. Pick-off, nulla di fatto. Su Alessandro Mazzone. Sarà un ball
È uno strike però. Chiamagli la girata di. Chiamagli la girata di lì. No. Un ball e uno strike. Ma prima c'era un altro. No, il problema non gli ha dato ball perché prima era strike e il bunt era. Dunque ha chiamato un ball. Sì, ma gli ha chiamato il ball questa, perché lo strike era il primo lancio. Ha chiamato ball. Strike. Un ball, due strike. E K girato. Secondo K, terzo K per il partente del Rimini, Tommaso Aiello. Un out, corridore in seconda, nel box di battuta con il numero 27 Riccardo Ravegnani, battitore sinistro. Esterno sinistro, dislocato in difesa dal tecnico Lucena. Parte subito con un bello strike nella parte bassa dell'area. Palla battuta verso il terza base, assistenza sul prima base, dunque eliminazione 5-3. Secondo out. Questa volta la difesa aiuta il pitcher. Una battuta debole nel box di battuta che cade prima del terza base. Corridore ancora rimane fermo sul secondo cuscino. Nel box di battuta il ricevitore Alex Lonzi. Primo lancio è troppo esterno, un ball. Si stacca dalla pedana e guarda verso la seconda, ma non fa il pick off. Il lanciatore del New Rimini però fa rientrare il corridore dei Falcons. Secondo lancio è un ball, una palla che rimbalza poco prima del guantone del ricevitore.
Palla troppo interna, 3 ball, massimo vantaggio per il battitore Alex Lonzi, nonché il ricevitore dei Falcons. Stavolta entra con uno strike, guardato dal battitore. 3 ball, 1 strike, il conto aggiornato. Base per ball. Prima base per ball concessa dal partente Tommaso Aiello. Nel box di battuta il nono dell'ultimo del line-up, Francesco Greco. Battitore mancino. Prima e secondo cuscino occupato dai corridori dei Falcons. Primo lancio, l'arbitro non lo premia con lo strike, dunque un ball. Pick-off che per poco non riesce, sul tempo riesce ad arrivare nel salvo nel cuscino, così decreta l'arbitro Cristian Zannoni, l'arbitro sulle basi. Si carica di uno strike con questo giro che spedisce in foul a sinistra la palla. Un ball e uno strike. Curva, questa era uno strike tutta la vita, l'arbitro non la vede. 2 ball e uno strike. Grossa contestazione. Basi viene dopo questa valida. No, è perché era il termine del... No, perché lì l'ha dato salvo, poi ha tirato in seconda, tutto salvo per l'arbitro sulle basi.
non è qui. Sì. Di nuovo in linea, sempre parte alta del secondo inning, basi piene, 2 out, e nel box di battuta il lead-off Alessandro Beccari. Primo giro, swing. Pick-off nulla di fatto, anzi fermato con qualche difficoltà dal seconda base. Secondo lancio è un ball. Palla battuta in foul, si carica del secondo strike, un ball, 2 strike. Il lead-off Alessandro Beccari. Ancora palla battuta in foul sulle tribune. No, gli stanno tirando giù, gli tirano giù. E K! La squadra del Rimini esce da una situazione sicuramente complicata e fa tutto da solo il partente, facendo la terza eliminazione. Noi pertanto andiamo in pubblicità. Di nuovo in linea dallo stadio comunale di baseball di Rimini, derby tra la New Rimini e i Falcons CSA Torre Pedrera, parte bassa del secondo inning. Nel box di battuta il quarto del line-up, Davide Bonemei, che è
con il ruolo di battitore designato. Il lanciatore dei Falcons, sempre Muccini, Tommaso, parte con un lancio scentrato, alto, dunque un ball. Altro ball, lancio interno. Terzo ball. Colpito. Colpito, va in base. Primo uomo in base. No, non è il primo uomo. In realtà c'era andato anche Canuti con una valida, poi il doppio gioco di Andrea Gabrielli, la battuta in doppio gioco, ha bloccato l'attacco, primo attacco del Rimini. Adesso vedete che Gilberto Zucconi chiama lo schema di attacco. Nel box di battuta Tommaso Signorile, oggi posizionato in prima base. Bunt in foul. Troppo forte. Un bunt troppo energico da parte di Signorile. Ancora chiamata la giocata del manager Gilberto ai due giocatori del New Rimini. Battuta, out al volo, secondo out. Doppio gioco. F9. F9 e poi battuto da F9 a 3. Due out. Come nella partita, come nell'inning precedente, la New Rimini è nel box. Adesso però c'è Yuri Cortesi. Lancio, mostra il bunt Yuri, però l'arbitro chiama strike. Probabilmente la palla era destinata all'area dello strike. Secondo lancio è ball, troppo esterno. Un ball e uno strike. Gira un terzo lancio, si lascia ingannare dalla palla carica d'effetto, uno swing, un ball, due strike. Secondo ball.
Batte una rimbalzante sul... E... valida. Sì, perché no, perché lui non l'ha ha corso ma non è riuscito a... valida di Cortesi. Secondo arrivo in base dell'inning per l'Agno Rimini. Nel box di battuta Jacopo Tombari. Lancio e ball. Ancora ball. Due ball, 0 strike, 2 out, corridori in prima. Questo è un ball ineludibile, palla rimbalza sul piatto e poi viene presa in modo, diciamo, perfetto dal catcher, onde evitare l'avanzamento del giocatore della New Rimini posizionato sul cuscino di prima. 3 ball, 0 strike. Base per ball. Nel box Manuel Balducci. Corridori in prima e seconda base. Due out, come ho detto prima. Siamo sempre, ricordiamo, nella parte bassa del secondo inning. Entra questa volta subito con uno strike, sempre una palla a carica dell'effetto, una palla che parte alta e poi scende all'altezza del piatto. Stavolta è un ball, palla bassa. Un ball e uno strike. No, che interferenza! È su un errore in difesa dei Falcons, il Rimini segna il primo punto. Non può essere interferenza perché la pallina l'ha tirato sul caschetto. Interferenza, l'uomo è rimasto mentre correva, gli è andato a sbattere. Interferenza che ha dato, interferenza, è entrato il punto. È interferenza della difesa. L'ha fermato, si è fermato lì mentre l'altro correva, l'ha fermato. Tabocca è andata a casa lo stesso. No. Gli si è messo davanti. Visita del... C'è anche Lucena? Abbiamo perso? No. Sì, breve visita di Lucena, del manager. Allora, sul conto di 2 ball e 1 strike, un punto segnato su errore difensivo e corridore in terza base. Nella
nella concitazione dell'errore, chiaramente il corridore che era in prima è riuscito a rubare addirittura la seconda base. Gira, spizza in foul, 2 ball, 2 strike. Due ball, 2 strike, 2 out, e sempre il corridore dell'Agno Rimini sul cuscino di terza. Palla che per poco viene mancata, ma in realtà il catcher la ferma. Conto pieno. E con una valida, un doppio. RBI per il giovane Balducci, fa entrare il secondo punto, un bel doppio. Un doppio con un punto RBI. 2 punti dunque nel secondo inning per l'Agno Rimini. Nel box di battuta l'ultimo della lista, Tommaso Montanari, il nono. Battitore mancino, corridore in seconda, entra subito con una palla curva esterna, chiamata strike dall'arbitro, una palla sicuramente nell'area dello strike, sul filo esterno. Stavolta è un ball e uno strike su Tommaso Montanari. Chiamata l'arbitro, sì, di casa. Lui ha visto che è come se avesse girato. Schiama la girata, un ball, 2 strike. Se l'arbitro lo vede, lo può chiamare anche l'arbitro di casa base. Secondo ball. Palla battuta verso il pitcher, che palla lenta che raccoglie e fa l'eliminazione tirando verso il prima base. Termina il secondo inning sul punteggio di 2 Agno Rimini, 0 Falcons. Allora, di nuovo in linea, parte alta del terzo inning.
derby tra la New Rimini e i Falcons. Torre Pedrera nel box di battuta, il secondo del line-up. Luca Magnani lascia passare il primo ball. Ancora guarda il secondo lancio che rimane alto, ball. Terzo ball. Base per ball. Nel box il bombardiere Simone Ioli. Ricordiamo oggi pomeriggio 4 valide consecutive e un colpito, praticamente sempre in base. Primo lancio, un ball. Secondo pick-off, nulla di fatto. Credo che l'arbitro abbia chiamato il terzo ball. Ma 2 ball, oh, ma è il terzo lancio. O è un ball o uno strike? Adesso non lo so. Mi sa che sono 3 ball e uno strike, secondo me sì. Io ho contato 3 ball e uno strike. Uno, l'arbitro non è stato chiaro, non ha fatto una chiamata. Credo che sia sul conto pieno. No, credo che sia 3-2. Era 2-2, 3-2 adesso. Conto pieno. È andato K su rubata però del giocatore Luca Magnani. Secondo K per Simone Ioli. Nel box Stefano Albini.
Box di battuta, battitore mancino, oggi questa sera disposto in prima base, dislocato, disposto come volete. Corridore in seconda, gira subito in foul il primo lancio, si carica di uno strike. Batte una profonda volata, preda dell'esterno sinistro, seconda eliminazione, F7. Due out, sempre corridore in seconda. Nel box di battuta Alessandro Mazzone, primo autore, terza base, autore di una valida. Primo lancio interno, ball. Altro lancio ball. Ma via! Ma dai! Avvocato un altro discorso, ma se no non c'è. Però non si lamenta. Tentativo di rubata, riuscita. Con due ball, corridore in terza. Terzo ball, l'arbitro irreprensibile. Ricordiamo Luis Salazar. Stavolta chiama strike. A me questo mi sembrava più strike quello prima. Quello di prima più strike a me sembrava. Mettiti un attimo dietro, guardalo, perché per me lui c'ha un'area dello strike molto bassa. Batte verso l'interbase che raccoglie ed assiste per la terza eliminazione, 6-3. Si lamentano molto gli spettatori, un'area dello strike molto piccolo e poi anche abbastanza variabile. L'arbitro di casa base, ribadiamo, Luis Salazar, termina il parte alte del terzo inning e noi andiamo in pubblicità.
Parte bassa del terzo inning, seconda apparizione nel box di battuta per lead-off Enrico Perazzini. Ancora nel pedana chiaramente il partente Tommaso Muccini. Gira subito una palla. Valida di Perazzini, il primo contatto, il classico rospo dietro il prima base e arriva salvo. Nel box di battuta Thomas Canuti. Speriamo che i giochi vadano meglio di prima, che prima abbiamo fatto un gioco. Canuti si presta al primo lancio, lo lascia passare, un lancio esterno destinato al ball. Altro ball. Doppio gioco, una palla sembrava destinata a essere valida, presa al volo dall'esterno centro. Esterno centro? Allora, L8, 3. Doppio gioco, 2 out e nel box di battuta Andrea Gabrielli. Palla molto esterna. Secondo ball, è calata, è rimasta alta quando l'ha presa nel guantone, era passata più alta. Strike sul filo interno, così. Palla rimbalzante sull'interbase che la raccoglie, un'assistenza 6-3, terza eliminazione. Termina il terzo inning sempre sul punteggio 2 New Rimini 0 Falcon.
Di nuovo in linea, parte alta del quarto inning, punteggio 2-0, stadio comunale del baseball di Rimini, derby di Serie B tra la New Rimini e i Falcons Torre Pedrera. Primo lancio sul bunt mostrato da Matteo Giovanelli, è un ball. Giovanelli e questa volta valida di Giovanelli. Valida. Nel box di battuta Riccardo Ravegnani, battitore mancino. Bunt di sacrificio, primo out. Un out. Chiaramente uomo in posizione di punto, adesso nel box di battuta il ricevitore Alex Lonzi. Prima è arrivato in base per ball. Primo lancio è un ball. Così decreta l'arbitro Luis Salazar. Out! Colto fuori base, primo out, secondo out, scusatemi, secondo out, colto fuori base. Due out. Stavolta swing, non può non chiamare strike l'arbitro. Palla alzata, un profondo campanile, preda dell'esterno centro, out F8. Termina la parte alta del quarto inning, sempre 2-0 per la New Rimini. Pubblicità.
Di nuovo in linea, parte bassa del quarto inning. Bella serata, temperatura mite. Primo lancio del partente Tommaso Muccini su il quarto del line-up Davide Bonemei, che lascia giustamente passare il ball. Secondo lancio, ball. Comincia a girare. No, ancora non gira. No. Secondo, terzo lancio è uno strike. Qui la palla c'era scritto da battere nella palla. Sì. Rimane un po' bassa per l'arbitro. 3 ball e 1 strike. Conto pieno. Va a K. Sì, con swing nel box Tommaso Signorile. Palla battuta verso il secondo base, che con una bella giocata prende una palla rimbalzante, effettua la seconda eliminazione. Bella giocata veramente del seconda base. Diciamo anche il nome. Cioè Luca Magnani dovrebbe essere. Allora, 4-3. Fermato una palla veramente difficile. Nel box di battuta Yuri Cortesi lascia passare la prima palla. Un ball. Batte una profonda volata che va in preda all'esterno centro. Eliminazione al volo, pubblicità.
Ancora in linea dallo stadio di baseball, stadio comunale di Rimini, quarta partita di ritorno, campo da baseball, chiaramente campionato di Serie B, girone C, seconda partita della giornata tra il derby riminese tra la New Rimini, squadra locale, e i Falcons di Rivabella. Nel box di battuta Greco Francesco, il nonno del line-up, lascia passare il primo strike. Punteggio sta, come vedete dalla grafica, 2 per la New Rimini, 0 per i Falcons. La prima partita è terminata 6-4 sempre per la New Rimini. Secondo lancio è un ball, scende troppo sotto l'area dello strike. Stesso lancio più veloce di prima, però è sempre un ball. Terzo ball. Base per ball. Nel box di battuta Alessandro Beccari. Adesso vedremo perché Lucena normalmente con l'uomo in base chiama il bunt subito ai propri giocatori. Primo lancio è un ball, palla troppo bassa. Per pochissimo rimane salvo. Sul tentativo di pick-off, bel pick-off veloce da parte di Tommaso Aiello. Prima di chiamare Salvo, almeno che tocchi il cuscino. Strike. Un ball e uno strike. Sul secondo lancio ball ruba la base. Il catcher non so da che cosa è stato infastidito, non riesce nemmeno a provare di caricare il lancio. Bunt in foul. Secondo strike, 2 ball, 2 strike.
colpito, no, l'ha preso secondo me sulla, no, sulla rotula del, come si chiama, giù in basso, sulla caviglia, sì. Colpito, 2 corridori in base. Non c'aveva niente, no? Vedete l'infortunio chiaramente è dovuto al fatto che il ragazzo non aveva, già, ma il pantalone ti fa poco, serve la protezione. Prima e seconda occupata, 0 out, parte alta del quinto inning. Nel box di battuta il secondo della lista, visita del manager. Sì, andiamo in pubblicità. Di nuovo in linea, parte alta del quinto inning, corridori in prima e seconda base, 0 out. Nel box di battuta il secondo delle nappe, Luca Mignani, parte con un pick-off, nulla di fatto. Primo out, però Banti di sacrificio porta in avanti i corridori dei Falcons dalla seconda alla terza e dalla prima alla seconda. Adesso nel box di battuta il bombardiere Simone Ioli. Base intenzionale per
Simone Ioli, sì, nel box di battuta Stefano Albini. Tenterà tutto il manager del Rimini per il doppio gioco, entra subito con uno strike sul filo esterno, sì, perché con la prima libera il doppio gioco non era possibile, e anche perché poi Simone Ioli, ricordiamo che oggi pomeriggio aveva battuto come un fabbro 4 valide e un colpito, praticamente 100. Secondo strike, palla alta, primo ball, ball 2 strike su Stefano Albini. Lancio pazzo, entra il punto del pareggio, scusate, il punto del che accorcia, non del pareggio. Secondo ball, due a 2, seconda e terza occupata, secondo ball, terzo ball, sì, terzo ball, conto pieno, profonda volata, prende al volo, è uscito, è uscito! Arbitro, è uscito! Entra in punto con una volata di sacrificio. Pareggio. Primo lancio sul 37, Alessandro Mazzone, è uno strike, spinzato in foul ball. Lancio ball. Strike, ball 2 strike.
lancio un ball. Strikeout! Looking termina un quinto inning che vede il pareggio dei Falcons 2-2. Noi andiamo in pubblicità. Sì, di nuovo in linea, primo lancio, parte bassa del quinto inning, dopo che la parte alta ha visto il pareggio dei Falcons. Nel box di battuta abbiamo Jacopo Tombari, il catcher, che praticamente si è caricato di 2 strike. L'ultima è una palla spizzata in foul, sempre il lanciatore partente è Muccini, terzo lancio è un ball. Visto segnare il punto, il pareggio su un lancio pazzo e poi su una volata di sacrificio dove il corridore, l'abile corridore dei Falcons è arrivato girando intorno a casa base e poi toccandole in secondo momento. Intanto Jacopo va sul conto di 2 ball, 2 strike. Cini Tommaso tiene ancora la pedana, conto pieno,
Palla battuta, raccoglie l'Interbase che con un lancio salvo, si stacca il primo base, valida di Jacopo Tombari. Chi ce l'ha il cane? Lui dice sei un cane, no? Visto che era meglio lui in battuta di quell'altro di stamattina. Visita nel monte. Lucena nel frattempo fa una visita al partente. Ancora il Lucena dà fiducia al partente, a Tommaso Muccini. Nel box di battuta Manuel Balducci. Bunt verso la prima, bunt di sacrificio che porta il corridore però sulla seconda base. Ottimo bunt. Nel box di battuta adesso Tommaso Montanari. Il nono del line-up. Primo lancio è uno strike, lo guarda Montanari, o piuttosto non so se ha chiamato una girata di mazza perché si è fermato, ha iniziato il giro, poi si è fermato, non sappiamo bene, sembra più uno strike però che abbia chiamato l'arbitro. Questo è una curva, sì, è uno strike, nulla da dire. Ottimo lancio, qui il battitore deve essere più attento e più aggressivo. Montanari va sotto di 2 strike, 0 ball, adesso deve difendere a tutti i costi il box. Batte verso in campo opposto e porta... Allora, è arrivata una battuta di sacrificio. Terza apparizione al box di battuta per Enrico Verazzini. Chiama una palla che a me sembrava esterna, la chiama strike l'arbitro, pertanto si carica di uno strike. Lancio ottimamente fermato dal catcher. Perché strike?
Ah, 2 strike, sì. Ah, io non l'avevo vista. 2 strike su Enrico Perazzini. Terzo lancio è un ball. Palla battuta sul terza base che raccoglie e fa l'out con un'assistenza 6-5-3. Termina il quinto inning sul punteggio in pareggio 2-2. Pubblicità. Di nuovo in linea, parte alta del sesto inning, cambio sul monte di lancio della New Rimini, scende Tommaso Aiello e subentra Daniel Muzzarelli con il numero 41. E Muzzarelli incrocerà il primo come battitore, il sesto del line-up, Matteo Giovannelli. Mostra il bunt. Foul ball. Si carica di uno strike. Non abbiamo visto, la palla è battuta probabilmente dove? Sul piatto. Battuto fuori, era un foul ball dunque. Secondo strike. Stavolta lo guarda. Batte una profonda volata, out al volo in FF3. Nella zona di foul. E qui ci sono le zanzare che ci girano intorno. E adesso mi sa che ti dovrò seguire.
Nel box di battuta il numero 27 gira, spizza, si carica di uno strike Riccardo Ravegnani. Altro strike con swing. Terzo lancio, l'arbitro lo battezza ball, un ball, 2 strike dunque su Ravegnani. E K con swing, primo K per Daniel Muzzarelli. Nel box di battuta con il numero 20 Alex Lonzi, il ricevitore dei Falcons. Entra subito con una curva, la guarda Lonzi. Si carica di uno strike. L'arbitro non chiama niente, dunque immagino che reputa un ball, secondo lancio. Terzo lancio, un profondo foul che va sulle tribune. Sì. Palla battuta in foul sopra il tetto del bar. Sempre conto invariato, un ball, 2 strike. Colpito. Con 2 out, uomo in base perché viene colpito nel box Greco Francesco. Gira subito la prima palla Francesco, la palla bassa, si carica di uno strike. Pick off. Secondo strike, base rubata. Terzo lancio sempre spizzato in foul, conto invariato con 2 strike.
Frattempo 2 ore di gioco, quasi. Out al volo! Termina così il sesto attacco sul punteggio di 2-2, il senza attacco della parte alta del sesto attacco del Falcons, e noi andiamo in pubblicità. Allora, parte bassa del sesto inning, cambio anche sul monte dei Falcons, esce il partente Tommaso Muccini, subentra Davide Pedrazzi, numero 8. Sappiamo che Pedrazzi ha avuto dei problemi fisici, e dunque la prima parte della stagione credo che non abbia lanciato molto. Anche lui un giocatore proveniente dal settore giovanile dello Junior Rimini, e si presenta nel box di battuta il secondo del line-up, Thomas Canuti, primo battitore che incrocerà i lanci del rilievo Davide Pedrazzi. Ultimi chiarimenti tra il pitcher e il ricevitore Lonzi, e pronti a dare avvio alla parte bassa del sesto inning. Entra subito con una dritta sul filo esterno, uno strike per Pedrazzi. Secondo strike, questa volta una palla a carica di effetto più lenta. Sta variando i lanci Pedrazzi. E va a K girando con swing. Primo battitore del Rimini nel box, Andrea Gabrielli. Primo lancio è un ball, primo ball lanciato dal rilievo.
Secondo lancio, uno strike sul filo esterno, così decreta l'arbitro Luis Salazar, un ball e uno strike. Spizza il terzo lancio, una palla con effetto che scende repentinamente. Un ball, 2 strike, il conto su Andrea Gabrielli che adesso chiede il tempo. Strike out, looking. Un lancio sul filo, così decreta K con 4 lanci. Nel box di battuta Davide Bonemei. Parte con uno strike. L'arbitro e chiaramente i lanciatori soprattutto. Secondo lancio strike, questo onestamente mi sembrava bassa, però per l'arbitro sono tutti strike adesso. No. Sentito. Due strike, massimo vantaggio per il pitcher. Gira un ball, regala un ball, terza eliminazione al piatto. Termina il sesto attacco per la New Rimini, adesso andiamo in pubblicità. Ancora in linea dallo stadio di baseball di Rimini, lo stadio comunale, parte alta del settimo inning, derby tra la New Rimini e i Falcons di Torre Pedrera. Nel box di battuta il lead-off Beccari.
parte subito con uno strike il rilievo Daniel Muzzarelli. Batte una palla, out al volo per l'Interbase Yuri. F6 nel box di battuta Luca Mignani. Gira subito la prima palla in foul. Una parte posteriore destra della rete. Secondo lancio strike. Terzo lancio è un ball. Va K. Secondo eliminato nel box di battuta il bombardiere Simone Ioli. Su 4 e un colpito. Non è un bombardiere? No, adesso no. Gira la prima palla, una palla, uno slider, uno swing. Secondo strike. KK, base intenzionale. È calato molto, sì. Gira stavolta la spizza in foul. Questo lancio rimane leggermente alto. Un ball, 2 strike, 2 out. Valida. Questo è un doppio se non un triplo. Un triplo. Lì col guanto non è riuscito a fermarlo. Adesso nel box di battuta Albini Stefano. Punto del sorpasso su lancio pazzo. Quale errore? Va bene, ma lì è stato il triplo, no? L'errore di guanto. Se lo prendeva quello lì era out.
Sì, ma dai, non può essere un errore, Dio buono, perché ha tirato una palla contro la ricezione. Strike, dopo ball, uno strike. Dico, era un doppio in piedi, ma in triplo se era la difesa non lo faceva. Altro ball. Secondo strike con swing. Eccolo qua, K. L'Inter chiude il settimo inning. La New Rimini chiude il settimo inning incassando un punto sul lancio pazzo e dopo aver preso anche una battuta su un triplo. Noi andiamo in pubblicità. Ciao, di nuovo in linea, parte bassa del settimo inning sul vantaggio di 3-2 per, per i Falcons. Va nel box di battuta Tommaso Signorile, prima volta che vede i lanci del rilievo Davide Petrazzi. Primo lancio rimane alto. Secondo lancio è sul filo, stavolta è calato di precisione, ma ha lavorato, è calato di velocità, ma ha lavorato sulla precisione, sul filo esterno, Davide Pedrazzi. Bisogna avere una buona concentrazione e scegliere bene i lanci, anche perché sta mischiando molto. Un ball e uno strike su Tommaso Signorile, prima base questa sera. Stavolta è un lancio ball, secondo ball.
Swing senza impattare la palla, chiaramente 2 ball, 2 strike. Questa sarà una curva. Strike out. Chi è? Chi è che si è arrabbiato? Chi è che si è arrabbiato? Chi è che si è arrabbiato adesso? Sono i ragazzi? Primo out del sì. Batte verso l'interbase che raccoglie e assiste per l'eliminazione. 6-3. Due eliminazioni primo lancio sul filo esterno, la guarda Tombari, chiaramente anche lui è la prima volta che vede il rilievo, i lanci del rilievo, dovrà adattarsi alla velocità e alla meccanica di lancio. Gira la seconda, gira la mazza, strike, un lancio, uno slide destinato al ball. Terzo lancio è un ball, non cade nel tranello della palla alta, Tombari. E va K. Eh sì, ottima prestazione per adesso per il rilievo. Noi andiamo in pubblicità.
Sì. Di nuovo in linea, parte alta dell'ottavo inning. Primo strike. In battuta abbiamo il numero che è il quinto del line-up, terza base, Alessandro Mazzone. Secondo strike. Il terzo lancio è un ball, palla molto alta. Sembrava uno strike sul filo, l'arbitro chiama il ball. 2-2. No, dice l'interferenza, l'arbitro sta chiamando l'interferenza dell'arbitro, il manager all'arbitro, l'interferenza del battitore, del ricevitore sul giro di mazza del battitore. Conto invariato, 2 ball, 2 strike, dunque non c'è stata per gli arbitri nessuna interferenza e il gioco va avanti. Palla in un profondo foul a sinistra. Terzo ball. Conto pieno. Palla battuta ancora in foul. Foul ball, difende il box strenuamente il numero 37 Alessandro Mazzone. Base per ball. Ah beh, chiaro. Nel box di battuta Matteo Giovanelli, autore di svariati bunt nella giornata di oggi. Primo lancio è uno strike, bunt mostrato e poi ritirato, ma nell'area dello strike.
il corridore in avanti. Nel box di battuta il numero 27 Riccardo Ravegnani. Entra subito con uno strike. E ne dici di qua e gli fa fare il bante là, guarda, Secondo lancio è un ball. Secondo strike con swing. Bulk. K a foul ball. Tomba, prendi tutto, chiudi la saracinesca, dai, non far passare niente. Non li tieni. Guarda. C'è sempre un altro po' non a prendere. Prima ci ha fatto entrare il punto così. Un lancio veramente scalibrato, ottimamente fermato dal catcher. K. Nel box Alex Lonzi. Manuel. Palla battuta in foul. Prima noi chi c'era andato? Balducci? Nel box di battuta, no? L'ultima era Jacopo Tombari? Si carica di uno strike il Alex Lonzi, subito aggressivo, gira la prima palla, gira anche la seconda, questa volta è uno swing. E K, terza eliminazione al piatto. Termina la parte alta dell'ottavo inning. Punteggio sempre 3 per i Falcons e 2 per la New Rimini. Pubblicità.
Parte bassa dell'ottavo inning, sostituzione nel line-up della New Rimini, entra Mattia Pandolfi con il numero 55 al posto di Manuel Balducci. Dopo vedremo, entra come pinch hitter, probabilmente poi verrà sostituito come se arriverà in base. Gira subito la prima palla, Così aggressivo. va subito in vantaggio con uno strike l'ottimo, dobbiamo dire, Davide Pedrazzi, 5K e un'eliminazione 6-3. Sì, ma c'ha un rilascio molto particolare, difficile, nasconde bene la palla, vedete, secondo lancio è un slider che manda, diciamo, fuori tempo Mattia Pandolfi. Però lui non corre. Lancio fermato, palla si era a terra, poi nel rilancio il pitcher perde la palla, ma nulla di danno perché non c'è nessun della New Rimini sulle basi. Un ball, 2 strike, il conto su Mattia Pandolfi. Altro, va dai. Altro ball, una curva che però scende troppo presto. È in un momento di massima forma Pedrazzi. Spacca la mazza e comunque sia eliminazione 6-3 con la mazza rotta. Prima eliminazione dell'ottavo inning. Nel box di battuta il mancino Tommaso Montanari.
Mi ho rotto la mazza, come no. Gira il primo, si carica di uno strike. Ma vedi adesso come gioca. Ancora si difende in foul. Senti che tifo. Palla battuta in foul. Conto invariato, 2 strike. Sempre. Lancio esterno. Primo ball. Due ball, 2 strike. Strikeout. K Looking, guardata nel box, quarta apparizione per Enrico Perazzini. Primo lancio è un ball, per la prima volta che non entra con lo strike. Gira un lancio che probabilmente era destinato al ball, secondo ball, una fast che sicuramente però non è riuscito a leggerla bene Enrico Perazzini. Un ball e uno strike. Gira, spizza in foul. Un ball, 2 strike.
Palla battuta. Cosa scrivo? Errore, anch'io sono d'accordo. Arriva in base su errore di guanto del terza base, primo errore. Prima volta che la New Rimini arriva con un uomo in base con con il rilievo nel box di battuta Thomas Canuti. Seconda volta che vede Canuti invece il rilievo. Parte con una palla, uno slider, una curva. Out al volo. Termina l'ottavo inning, sempre sul vantaggio per 3-2 per i Falcons. Pubblicità. Di nuovo in linea, nono inning, parte alta, Falcons in battuta sul vantaggio di 3-2, primo lancio sul numero 13, Greco Francesco, è un ball, battitore mancino. Secondo lancio ball. Strike, 2 ball e 1 strike su l'ultimo del line-up, Francesco Greco, numero 13. Quarto lancio ball, così decreta il signor Luis Salazar. Strike.
No, conto pieno. Il battitore era convinto di aver raggiunto la base per ball, invece l'arbitro chiama lo strike. Conto pieno. Strike out, Looking, senza mai girare la mazza, è ritornato sul dugout molto passivo, convinto di poter raggiungere la base senza alcuno sforzo. Il giocatore Francesco Greco nel box di battuta, lead off Alessandro Beccari, palla interna, ball. Questo somigliava molto a uno strike, l'arbitro però decreta il ball. Ancora ball. Questa era ancora più bassa delle altre. Dopo 3 ball l'arbitro trova lo strike e lo chiama. Palla battuta verso l'interbase che raccoglie e su errore di lancio è così. Allora, errore. Allora, corridore in seconda dopo aver, su errore di tiro, rubato la base. Nel box di battuta Luca Magnani, seconda base, lascia passare il primo ball. Altro ball. Questo è un ball eclatante. Se il giocatore non c'è, non è che la devi tirare questa volta, Vai Daniel!
Breve visita dopo 2 ball, corridore sempre in seconda sul numero 7, entra con lo strike Luca Magnani, battitore dei Falcons, nonché seconda base. Altro strike con swing. Mi dicono dalla regia 45 collegamenti alla diretta. Palla esterna. Palla battuta verso e colto rubando, scelta difesa. Secondo out, scelta difesa, c'è il corridore in prima base. Nel box di battuta Ioli Simone, autore del triplo che poi ha portato il punto del sorpasso. Out al volo questa volta. Non è sempre festa. Dell'esterno destro Davide Bonemei. Ah, scusami, Romano Pini, Davide Bonemei c'era nella prima partita. E dunque noi andiamo in pubblicità. Parte bassa del nono inning, nel box di battuta il terzo del line-up, Andrea Gabrielli. Seconda volta che incrocia i lanci del rilievo. Primo lancio è interno. Si scansa per evitare di essere colpito. Un ball. E adesso bisognerà che guarda attentamente i lanci perché ha un'ottima varietà questa sera il rilievo Pedrazzi. Stavolta è un ball, ha strappato.
Terzo ball, mostra il bunt e lo ritira su un lancio basso. Chiama lo strike. L'arbitro questa sera ha un'aria molto variabile. Dai, puoi scegliere, Andre, puoi scegliere, dai, puoi scegliere. Puoi ancora scegliere, dai. Dai Andrea, dai! Decidi tu, non l'arbitro, dai Andrea! Strike! Va a base per ball. Dopo 5 ball riesce ad andare in base Andrea Gabrielli, lo dico con un po' di polemica. Nel box di battuta Davide Bonemei. E ruba la seconda, un batti e corri su un lancio non del tutto preciso. No, ha girato la mazza. Ho capito, si chiama batti e corri. Se non ci arrivi, giri. Sì, secondo me, poi dopo il lancio era alto, ha girato il battitore ha girato per confondere il catcher, perché così fa al catcher, giri la mazza, trova un po' di ingombro nel lancio, capito? Si carica di un ball, di uno strike al battitore. Corridore sulla seconda. Questa è una chiamata, oserei dire veramente incomprensibile. Incomprensibile. Uno strike bassissimo e fuori dal filo. Si carica di 2 strike, Bonemei. Bene, difende una dritta veramente violenta, la spizza in foul, non trova il tempo perfetto, rimane con il conto fermo con 2 strike, invariato. Chiede il time. Questa volta non può chiamare strike, la palla è veramente bassa. Un ball, 2 strike. Ball.
lancio pazzo! Primo lancio pazzo! E Andrea Gabrielli arriva sul cuscino di terza. Secondo ball. Due ball, due strike su Davide Bonemei, momento topico della partita. Battuta! Bellissimo, volata di sacrificio! Punto del pareggio! Bella giocata, volata di sacrificio ed entra il punto del pareggio. Punto volata RBI per Davide Bonemei, che in questo momento tiene in partita la New Rimini. C'è stata una sostituzione sostituzione al posto di Signorile, entra con il numero 20, lo diremo subito. Lancio interno, ball. Tarassi Francesco. Stavolta l'arbitro chiama strike. A questo punto noi da dietro facciamo fatica a commentare le chiamate, bisogna dire solamente quello che vede l'arbitro. Questo è alto, ball. Altro ball, 3 ball e 1 strike. Questo è uno strike. Si gira quella. Filo interno, strike. Conto pieno. Adesso deve difendere nel dubbio, adesso si gira e si difende il box di battuta. Ma che chiamata ha fatto l'arbitro? No, ma no, ha detto dopo un po' ha dato strike, però non si capisce. Comunque, secondo strike, K ha guardato per terzo strike, K per Tarassi, K looking. Ammazza, bisogna girarla.
2 out nel box di battuta, Yuri Cortesi. Primo lancio è un ball. Secondo lancio ball. Terzo lancio ball. Sicuramente è meno incisivo di prima, comunque vedo che ancora i lanci sono abbastanza vicini all'area dello strike. Base ball per Cortesi. Visita per il rilievo Pedrazzi e noi andiamo in pubblicità. Di nuovo in linea, ancora fiducia per rilievo Pedrazzi, entra subito con uno strike su numero 15 Jacopo Tombari, il ricevitore. Gira il secondo. Massimo vantaggio per Pedrazzi con 2 strike. Ball. Un ball, 2 strike. Tanto la luna sembra piena, è alta nel cielo riminese. Va K. Andiamo in pubblicità.
Allora, 10° inning, le regole del baseball praticamente prevedono il tie break. Cosa significa? Che gli ultimi 2 giocatori che sono andati a battere vanno sulle basi e dunque ci sono prima e seconda base occupata dagli ultimi 2 battitori dell'inning precedenti che sono andati a battere, e il turno di battuto dunque è quello di Albini Stefano, quello fisiologico che doveva essere comunque lui, però avrà già 2 giocatori in base. Adesso primo lancio, bunt, strike su Albini Stefano. Adesso con gli uomini in base chiaramente si gioca molto anche con le spizzate toccate per far avanzare i corridori. Secondo lancio è un ball. Palla troppo interna e bassa. Pick-off, nulla di fatto, pick-off solo tattico per tenere il corridore sulla seconda base. Bunt. Interferenza! No! Interferenza! No, ma l'ha caricato là, ha caricato lui là. Entra il punto. Un out ed entra il punto. E uomo in terza, sì. Il terza base, Alessandro Mazzone. Batte in foul, si carica di uno strike. Strike sul filo esterno. L'arbitro vede il ball, il terzo lancio, un ball e 2 strike. Palla impattata in foul, questa volta a destra.
Ancora palla spizzata in foul, questa volta verso di noi, dietro il catcher. Una curva, sa tirare. Servirebbe un lancio con effetto adesso, probabilmente dopo 2 lanci forti. Questa sapeva molto di uno strike, anche perché il battitore è alto. Non lo so l'arbitro cosa non abbia visto. 2 ball e 2 strike. E l'arbitro chiama lo strike per il secondo out. K. Nel box di battuta Matteo Giovannelli con 2 out e corridore in terza. Bunt in foul. Si carica Giovannelli di uno strike. Probabilmente chiamerà uno squish il tecnico del manager. Palla mancata. Entra al secondo punto. Cosa urla? Sono entrati tutti i punti con palla mancata. 3 punti sono entrati con palla mancata. Questa non era una palla difficile. Cioè, il lanciatore non lancia bene, però, Madonna santa. Criticano il catcher. Criticano il catcher. Cioè, il manager, ragazzi, in questi momenti qui è quello che fa la differenza. Rompe il cazzo, finisce. Un ball e uno strike, 2 punti segnati. Punteggio sta a 5-3. Colpito. No, il manager lo deve cacciare. No, una roba vergognosa. Io credo che gli arbitri devono prendere dei provvedimenti seri. Praticamente l'arbitro ha cacciato il lanciatore. Il nostro alla
vedi quel signorino fasciato? Dov'è? No? Andiamo in pubblicità, sì. Momenti concitati della partita, ci sono state delle sostituzioni. Daniel Muzzarelli esce e sale sul monte Thomas Canuti. Se Andrea lo volete mandare a ricevere, l'avete sentito con Andrea? Thomas Canuti. Andrea a ricevere magari. Vedete, valutatelo voi. Sì, allora, ci sono stati una serie di cambi interni. Canuti, perdiamo il DH, Canuti va a lanciare, l'esterno, il DH va esterno destro e il seconda base va in terza base e Romano Pini, che era esterno destro credo, va in seconda base. Formazione completamente rimaneggiata dopo l'espulsione, non abbiamo capito, da parte dell'arbitro del lanciatore della New Rimini. Secondo strike.
è stato espulso? No, è stato espulso è il lanciatore. Dopo, Enrico Perazzini è andato in terza, quello dalla terza è andato a lanciare e poi ha fatto il DH, lo perdiamo e va all'esterno. K termina la parte alta di un decimo inning con 2 punti incassati dalla New Rimini. Parte bassa del decimo inning, tie break anche per la New Rimini. Nel box di battuta abbiamo Pini Romano e sulle basi abbiamo Jacopo Tombari e Yuri Cortesi. Yuri Cortesi è sulla seconda base e Tombari in prima base. Pini Romano la prima volta che incrocia i lanci del rilievo Pedrazzi, Davide Pedrazzi. Bunt. Colpito! Espulso! Espulso! Bene! E com'è allora? Le leggi sono uguali per tutti, che cazzo? Scusatemi, ma una partita che secondo me... Il colpito deve essere espulso. Cioè, ai calzetti questa, guarda. Sì, sì. Basi piene. Scusami, perché? Ma Mozzarella che gli avrebbe fatto al primo anno perché gli attiravano così? Che gli avrebbe fatto?
Chi c'è? Ah, c'è il 50 adesso. Sì. Allora, cambio sul monte. Allora, primo lancio su Pini, il Pedrazzi, il rilievo, colpisce sul casco, in testa il lanciatore riminese, pertanto l'arbitro, usando lo stesso metro di giudizio, espelle anche il lanciatore avversario. Secondo me due sbagli, tutti e due, io onestamente, perché non era da espellere il lanciatore Muzzarelli, perché non era successo nulla di trascendentale prima in campo. Chiedo anche conferma, non c'era una provocazione, non c'era stato nessun tipo di atteggiamento da parte del battitore sul lanciatore o viceversa. Come non era da espellere, secondo me, onestamente, Pedrazzi, perché ha fatto un primo lancio, probabilmente la palla, anche perché era il quarto o quinto inning, poteva essere sicuramente l'attenzione e quant'altro, non era da espellere. Dunque, però, sale sul monte il numero 50, il DH, e pertanto perdono il DH anche la squadra di Falcons. Il DH era Simone Ioli. Deve essere uscito qualcuno, il DH non può andare sul monte. E perché no? Chi lo dice? Sì? Certo, sì, perché non ce l'abbiamo mandato prima. Nella prima partita non c'è andato Coso Tarassi a lanciare? È uscito un altro allora. No, e prima 10 col DH. Primo lancio, lancio alto. Deve essere uscito uno. Non è uscito, è espulso il lanciatore. Eccolo. Era il 10° lanciatore. Primo lancio alto. Secondo lancio alto. Terzo ball che passa molto interno, passa vicino al volto del battitore di Tommaso Montanari. Base per ball, prima entra il punto automatico per la New Rimini. Nel box di battuta Enrico Perazzini. Un derby che si sta effettivamente animando in questi ultimi inning, dobbiamo dire, anche per varie vicissitudini. Primo lancio è uno strike. Lui deve far finta di partire, correre, terza. No, ma no, deve per innervosirlo. Secondo lancio girato, uno strike. Questo era un lancio ball, non era da girare sicuramente. Lancio ball, un ball, 2 strike.
Eh sì, probabilmente Simone Ioli non è un lanciatore di ruolo e avrà anche le sue difficoltà nel dover gestire una situazione con le basi piene, chiaramente è legittimo. Si chiama Simone Ioli. Simone Ioli, sì. Volata di sacrificio. Out, 2 out. Ma quando ha corso? Come corre? 2 out. Sai, ha corso malissimo e doveva scivolare. Doveva fare come ha fatto l'altro prima, perché se tu parli nella terra rossa, certo. No, non puoi uscire, quando sei qui nella cosa puoi stare nella terra rossa, però non puoi uscire nell'erba. Ecco, 2 out, guarda, vedi aver Tombari che non... Se c'era Pini era tutta un'altra cosa. Non hai esperienza, ma ce la farà, cosa si deve fare? 2 out, adesso bisogna... Adesso bisogna riuscire a portare a casa un uomo, poi dopo come lo portiamo a casa? Nel box di battuta Thomas Canuti. Adesso solo una valida serve perché Qualunque cosa, con 2 out... l'uomo può essere anche una palla persa, abbiamo l'uomo in terza. Prima gli abbiamo fatto fare 2 punti con palla persa. Entra con uno strike. Una valida entra al punto sicuro. Ball, ottimo bloccaggio del catcher. L'una che adesso la base buona non porta al punto. No. Un ball, 2 strike. Io non andrei avanti nei commenti e guarderei giocata per giocata. No. No. Ci sta. Loro sportivamente. Allora, vittoria del Torre Pedrera, dunque in questa giornata è stata spartita il bottino, una vittoria nella prima partita per l'Agno Rimini, una vittoria per il Torre Pedrera, pertanto in campionato rimangono sempre 2 punti di distanza tra le 2 compagini e pertanto applaudiamo i gesti atletici in campo. E noi ci rivediamo alla prossima domenica in trasferta, poi vi diremo dove. Guardate Facebook e saprete dove saremo, da dove trasmetteremo. Buona serata a tutti e un saluto da Massimiliano Gabrielli e da Enrico Buonemei. Io vado a tirare il campo, poi dopo ti aiuterò.